In questa mostra mercato, denominata Risotti e Lambruschi, dedicheremo ogni weekend a un lambrusco di provenienza di province diverse. Questo weekend qua lo dedicheremo ai lambruschi modenese. I prossimi saranno quelli mantovani, i prossimi ancora reggiani, i prossimi ancora quelli parmensi. Poi chiuderemo con l'ultimo weekend con la festa Risotti a tutta birra. È una nuova situazione dove ci sarà spettacolo, intrattenimento e tantissimi espositori, dove potremo assaggiare tante tipologie di birra. Cosa raccontarvi di bello? Raccontarvi che quest'anno questa mostra mercato è partita bene perché abbiamo allestito un'ampia zona per gli espositori e dalla quale si arriva appunto nella sala dove si possono andare a degustare i nostri risotti. Saranno 10 risotti diversi ogni weekend, quindi non perdetevi neanche un weekend, non perdetevi e crediamo che siano buoni. Stasera avremo 10 tipi di risotto, di cui 4 che sono tipici mantovani: pilota, ovviamente, saltarei, psina e pesce gatto. E gli altri 6 risotti diciamo che sono contaminazioni con altre province, perché c'è l'Amarone per esempio, il Radicchio, ci sono tantissimi risotti che non fanno veramente parte della nostra cultura diciamo mantovana. Però vengono cucinati dai mantovani, quindi con i loro segreti e le loro capacità di fare risotti, perché noi mantovani siamo i più bravi di tutti a fare i risotti. Oltre ai risotti, quest'anno abbiamo introdotto la grana e mostarda. Le mostarde sono le tamerici e il grana viene dai prati stabili della Buro Virgilio. Inoltre, come sempre, abbiamo i nostri dolci mantovani e solo mantovani. Collaboriamo con queste associazioni che ci preparano questi risotti e le altre cose che andremo a mangiare. Quindi posso solo chiedervi di venirci a trovare. Grazie.